perché in questo periodo abbiamo la possibilità di ripercorrere le estati di qualche anno fa, come in questo caso con la canzone delle Two Black, Waves of Love, che risale all'estate del 2004. Abbiamo una telefonata, che sorpresa! Pronto, chi abbiamo in linea? Oh, Mario Fabio! Oh, Jonathan! Buongiorno! Come stai? Sto bene, ma ti vedo bello pieno di entusiasmo. Oh, calma. Sogno dall'aria, lo sento. Siamo a playa, mare! Allora sei siamo a playa, mare! Spiaggia libera numero 3! Sì, esatto. Saluto tutti gli ascoltatori, mare! Oh, bene, ascoltatori, sono contento. Troppo pessimo! Ecco, aspetta, dall'Icca Mastice, vieni qua prima che nei, ma che sta facendo all'Icca Mastice? Troppo perso, ci fissavo che stare a mo' dell'acqua, mare, a fumare a mo' dell'acqua. Ma no! Caganna, mare, ma non pipiscare, non pipiscare, mare. Immagino. Consumato, mare, si sta fumando tutte le alghe cacciato, tutti chi ne seccate in mare nella playa, il mucchiao da un foglio di giornale dell'Espresso, sì? mare, si sta fumando le alghe, all'Icca Mastice, vieni che ti spunto una arancia marina ci rivedo, mare. Devi fare attenzione, perché non sapevo di questo effetto collaterale, però insomma ci sta tutto. Se fumi le alghe e l'arancia di mare, bella tirata, mare, mi stai sentendo troppo perso, ma anche tu ti stai sentendo con l'arancio di mare nel sangue. Mare, vicino un castello Casabbia, mare, cavare un castello di Walt Disney, vai, troppo bello, di vicino di troppo creatività. Hai capito? Ma lì Mastice, coglili non ci faccio anche, mare. Vai, troppo bello, ti stiamo arrivando. Ma scusa, ma non fatevi sentire troppo dalla gente, però, che figure fate, dai, ragazzi. Mare, una tirata risti anche. Sì, mare, puoi picchiare magari medusi che male, non ti fanno niente, mare. Anzi, ti mettono magari medusi, esatto. Ma ci sono qua medusi che sono troppo pesci, a mare, che fanno capanne, non sanno che fare. Quindi fate attenzione, perché se vedete delle meduse così un po' barcollanti, troppo consumati, in acqua, tranquilli, ti riconoscono perché diventano, mare, di chi erano viola, diventano anche, mare. Attenzione, certo, ma ci calava pissioni, mare, ma là lo sanno i medusi, mare. Beh, hanno una sostanza che tra le altre cose è anche urticante. Com'è? Urticante. Oh, lì come si c'è della cura, mare! Che sono urticati, mare! No, urticante. Della cura urticati! No, chi sono urticati, mare? No, vabbè, cioè ti viene una specie di orticaria. Hai presente l'ortica? Sì, ma ne abbiamo fumato magari. No, non è troppo bello, mare. No. Mare, quando ti fumi l'ottica, ti viene la pancia in da testa, mare. Troppo pesci, mare. Ma perché i neuroni si eccitano, ma mare. È con l'ottica. Non posso dire niente. Vai, troppo bello. Incredibile. Mare, ma ci aiuta, Mari? No, ancora no, devo ancora fare il primo bagno. Sai, io sono un po' restio, perché di solito, insomma, aspetto che la temperatura salga per poter fare il primo bagno. Ma io beh, siete lì come ci c'avevi tutta la procedura a forma di cannuttera, mare. Se tu mi sciu sotto soli, mare. Ma scusa, ma lui è andato in canottiera ed è rimasto in spiaggia in canottiera? No, lì come si metti da maschera, mare. Metti tu tubo. No, chi sto laucio, mare! Un tubo di plastica! Chi tu con boccaglio, mare! Ma calato fondo con tubo, laucio però, mare! È veramente andato all'Icca Mastice. Queste alghe devono essere veramente devastanti, respira all'Icca Mastice! No, tira, respira, no, tira! Respira! Sì, vabbè! Oh, picchili quattro cozzoli, mare, che riveliamo! No, attenzione, dovete farla a una certa distanza dalla spiaggia, altrimenti a una certa distanza dalla battigia. Adesso con 600 metri circa, oltre 600 metri, altrimenti rischiate. 600 metri? Sì, se no rischiate delle sanzioni. All'Icca Mastice, perché ti chiami da Vespa e evocati i costi, mare, che è meglio, probabilmente è meglio. 600 metri, mare, 600 metri da picca Libia, mare, ma chi si pazzo? Vai, fra 600 metri c'è la Libia, mare. Però io sono sicuro che con queste alghe, mare, mettete il turbo. Ma tu pensi che dopo che arriviamo da Libia ne picchiamo i cozzoli, mare? Da Libia c'è roba troppo buona, ma dai, ma dai. Poi ci rivedo, attenzione, perché si crea un caso diplomatico qui. Sulle erbe del deserto, mare. Sì. Troppo belli, che è anche rara, tra l'altro. Oh, ma allora mi devo fare su bagno, mare. Faccio capriola, doppio carpiato e avvitamento. Basta, male, poi mi rassicuri. Ma mi rassicuri, io sono curioso, però è una domanda che sicuramente si staranno ponendo in tanti. Mi descrivi il tipo di costume tuo e di all'Icca Mastice? Cioè, perché vogliamo sapere, utilizzate lo slippino, il boxer, oppure quello a tre quarti, quello che arriva. No, ma c'è un ciclista, lei presenta un ciclista? Bene, vale, chi che arriva tipo a metà da Yamma, no? Sì. Io ci lavi i viti, mare, viti colore erba. Certo, manca a dirlo. All'Icca Mastice ci lavi i viti gialli russi, colori da Giamaica, bene. Tra l'altro all'Icca Mastice
deve essere uno spettacolo, perché lui è magrolino. No, mare, magrolino, tu a pensare che i tridighi, mare, ce la puoi mettere orizzontali, perché se ci mettevano verticali non ci capevano, mare. Ci capevano solo una. Complimenti. Allicamasti c'è! Stai arrivando, mare, ora ti facciamo un bagno. Che sta facendo Allicamasti? Fanno molto, mare. Attenzione, Allicamasti c'è. Verifica. Allicamasti c'è. Verifica. Marcello! Senti, facciamo una cosa allora. C'è. Vai a controllare e poi magari nei giorni a venire ci fai sapere. Troppo bestia, mare! Sbagliavo dopo, mare! No! Allicamasti c'è! Attenti, è pericoloso! Pippo Cicchita, rammi una mano, Pippo Cicchita! Vabbè, la mano, rammignito, mare!